Una nave cargo lunga 200 metri carica di merci battente bandiera Marshall Island è rimasta incagliata a circa 500 metri dalla riva di Cortellazzo. Era partita all'alba da Venezia direzione Trieste, ma probabilmente a causa della bassa marea si è incagliata. Il fondale è sabbioso, quindi non dovrebbero esserci problemi di sversamenti di carburante in mare. Nessun problema per l'equipaggio a bordo. In ogni caso sono in corso le indagini per appurare le dinamiche dell'evento e le eventuali responsabilità. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera e nonostante non vi fossero particolari segnali di pericolo da inquinamento, il personale del primo nucleo subacqueo ha effettuato un'ispezione dello scafo per verificare l'assenza di ogni via d'acqua prima di intraprendere il coordinamento delle operazioni di disincaglio che dovevano svolgersi in favore di marea. Nel tardo pomeriggio la nave è stata disincagliata e ha potuto continuare la sua corsa.